Amici bellini, allora ci siamo quasi, è quasi finita con queste nazionali impossibili. Mi sono guardato Georgia-Norvegia, una partita che anche sfiziosa, non bella tecnicamente, però cominciamo. Allora, eccoci qua, Sergio Dossi, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che fremono in attesa del ritorno della Serie A, perché basta, lasciate gli ultimi like, quelli là solo di cortesia, quel like di adesso è di cortesia per un contenuto che segue i nostri ragazzi nonostante siano lontani da casa, e quindi parole di Zielinski, parole di Kim particolari, e le andiamo a vedere. Prima però mi faceva piacere parlare della partita Georgia-Norvegia, dove abbiamo visto Kvara tutto il tempo in campo, Ostigard tutto il tempo in campo, partita che finisce 1-1. Primo tempo tutto norvegese, Georgia in grande difficoltà, la Norvegia si muove anche abbastanza bene, cercano di fare gioco, il centravanti loro mica male, certo non è Holland perché fa un grandissimo gol, ma la Georgia poi dopo nel secondo tempo guadagna campo, riesce a pareggiare. È vero anche che la Norvegia ha avuto un paio di occasioni clamorosissime e si sono mangiati un gol davanti alla porta, quindi penso che Holland stia bestemmiando in aramaico per i suoi compagni che non sono riusciti a portarli in vantaggio. Però tant'è, Ostigard così e così. Kvara mi sembra abbia fatto una partita, ascoltatemi bene, normale, nel senso che quando prende il pallone si accende, crea sempre qualcosina, è un pericolo pubblico, è riuscito ad andare al tiro, è andato vicinissimo al gol per un paio di volte, un paio di tiri a giro, uno alto, uno che è finito di poco al lato. Bene, Kvara bene, non l'ho visto disperarsi, affannarsi. Certo, per lui la Georgia è importante, e la cosa che mi fa piacere sottolineare è che il leader, nonostante sia giovanissimo, è già leader. Quando va al tiro lui chiama il pubblico e cerca di farli esaltare. Abbiamo intravisto nel pubblico anche un tifoso georgiano con la maglietta del Napoli, fa piacere. Però non riesce a vincere. Un paio anche di potenziali assist li aveva fatti, però ragazzi, la qualità delle nazionali è proprio poca roba, dobbiamo sperare in qualche azione individuale, sono molte pallate, veramente non bene. E ho visto un Kvara che era più in attesa, sa che deve gestire le forze, probabilmente da parte dell'allenatore c'è anche una voglia di non tornare troppo indietro, non stancarti, perché poi ci servi freschissimo e brillante quando e se la palla arriva dalla zona tua, e secondo me questa è stata la partita che ha fatto Kvara. Qualche recupero anche difensivo, ma non tantissimo, e quindi l'importante è che è finita. Vieniti a riposare, hai sudato, adesso asciugati subito, smettiti al calduccio e va bene così. Per quanto riguarda gli altri, ha perso Anghissà, ha perso Kim, e andiamo a vedere le parole di Kim perché sono particolari, con una brabamata, sempre, lo so, ricominciano, spostiamo perché chi vuole sa che sul fluido.net c'è già, e sto preparando altre cose sfiziose. Allora, prima parole di Zielinski, che parla di campionato ancora lungo, giustamente, ma è giusto, loro lo devono fare, loro devono pensare così. Siamo noi che sappiamo che bene o male siamo quasi alla fine, non dobbiamo fermarci, ci sono ancora diverse partite diverse alla fine del campionato. Alla fine scaramantico ancora, non è scaramanzia, è cultura del lavoro. Ha parlato. Favoriti per la Champions non ci pensiamo, siamo proiettati al campionato. La prossima partita con il Milan sarà una gara molto importante ed è l'unica cosa che conta al momento, e sullo scudetto non facciamo ancora calcoli, sull'aritmetica abbiamo un grande vantaggio, ma non ci fermiamo, nessuno pensa che sia già fatta, e queste sono proprio le parole di Spalletti inculcate nella mente dei giocatori. Dobbiamo continuare così perché ci sono ancora diverse partite, e ancora sono diverse partite
partite alla fine del campionato. Quello che però è un po' più strano ed è un po' sorprendente sono le parole di Kim. Però qua, ragazzi, come al solito, come vi ho detto anche altre volte, se non sappiamo le domande e se non possiamo analizzarle di nostro pugno, qua è un po' più difficile commentarle, perché Kim dice: sono stanco mentalmente. Ci posso credere che è un'annata lunga che lo porta a essere stanco. Adesso c'è solo il Napoli. Lui dice: sono stanco mentalmente, per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club. E fin qui ci siamo. Il Napoli piuttosto che sulla nazionale. Ora, il piuttosto che, come al solito, voi lo sapete come funziona. Oppure la nazionale, perché però se è scritta così in un italiano corretto dici: io penso al Napoli, non alla nazionale. Il che è stranissimo, una frase stranissima. Se gli chiedono: adesso stai pensando, dipende tutto dalla domanda. Se gli chiedono, per esempio, stai pensando alle prossime partite con la Corea, allora lui è normale che risponda: in questo momento devo pensare solo al Napoli perché è la prossima che è importante. È un po' strano che però un giocatore che sta nella sua nazionale non dica: certo mi interessa la nazionale, e conoscendo anche il ragazzo non penso che abbia detto: non mi interessa la nazionale, non ho altro da dire, perché lui deve essere concentrato. Il difensore azzurro di Scena ha perso contro Olivera, quindi Zielinski, quindi Kim. Adesso tocca a Rachmani. Kvara e Ostigard li abbiamo visti. Per quanto riguarda Zielinski, fa anche sapere che insomma gli chiedono del contratto, un po' della fascia di capitano. Lui dice: con Di Lorenzo stiamo a posto, per il contratto c'è tempo. È chiaro, questo è proprio il momento più sbagliato di parlare di contratti. Lo stesso Spalletti, se De Laurentiis vuole brindarlo, benissimo, brindiamolo, però in questo momento non si può parlare di contratti. Il Napoli deve concentrarsi sul campo e non c'è altro da fare. A proposito di campo, si rivede Raspadori, quindi abbiamo l'indisponibilità di Beresischi sicuramente, però è tornato Raspa che pare che abbia fatto quasi tutta la seduta in gruppo, quindi veniamo a sapere che potrebbe almeno andare in panchina, e non è male, anche perché abbiamo visto un Osi, ma qua dovete ragionarci, perché valutare le prestazioni dei tuoi giocatori quando vanno in nazionale secondo me non è corretto. Io ho avuto l'impressione, sia da Di Lorenzo che Napolitano, lo stesso Kvara, e vedi Osimhen che non ha palle giocabili in un certo modo, ho l'impressione che i ragazzi, quando poi lasciano i compagni napoletani e vadano a giocare con le nazionali, possono anche essere un po' frustrati da una mancanza di gioco, di un piano di gioco particolare, deciso e decisivo, e quindi si trovano un po' a dover sperare nel genio e nella vena dei propri compagni. Non abbiamo giocatori che prendono il pallone. Oddio, Kvara a volte lo fa, però in una nazionale che poi è scarsa tecnicamente è difficile che tu ti prendi il pallone, ti scarti tutta la squadra, tutto, anche il momento individuale deve arrivare da un gioco di squadra, ed è fondamentale. E sappiamo che Spalletti è anche un inviato, amico Bellino, che è andato a Castelvolturno e ha sentito Spalletti urlare Ndombele tantissimo, insomma ci cerca di lavorare su quelli che sono rimasti. Sono tornati a casa Di Lorenzo e Lobotka, ma non hanno partecipato alla seduta di oggi. Vediamo un Meret in maschera, quindi adesso toccherà a lui indossare la maschera per quel piccolo infortunio che ha avuto al volto, e quindi ragazzi siamo pronti per tornare in campo con le cose nostre. E quindi aspettiamo solamente la partita che testè. Adesso che vi arriva il video starà giocando Rachmani, quindi Meret sta a casa, Di Lorenzo non ha il sostituto, a casa, bello al caldo, tranquillo così. Kim che poi Rachmani, ultima partita, non sudare. Mario Rui che è rimasto con il gruppo, e quindi ce lo immaginiamo. Olivera che arriva, però immaginiamo Mario Rui in vantaggio. Il ritorno di Anghissà, chissà se Anghissà avrà bisogno di un po' di tempo per rifiatare. Non è andata benissimo con le sue nazionali, ma ha giocato tutte le partite. Lobo, Zielinski che almeno ha vinto con la sua Polonia, e poi davanti capire tra Lozano che il rigore col Messico l'ha segnato, Politano così e così, Osimhen va male in nazionale ma non ha dei compagni all'altezza, sono partite inguardabili, quindi non dobbiamo proprio pensarci, e non vediamo l'ora di rivedere, perché noi ci siamo veramente abituati male, e guardare le partite, perché poi la riflessione è questa: se i ragazzini non guardano il calcio
ma se il calcio è brutto da guardare, se in campo non succede niente, sono tutte perdite di tempo e simulazioni e di gesti tecnici se ne vedono pochissimo, è difficile far appassionare ai ragazzini al calcio, al gioco che latita, il gioco latita, perché si punta sempre di più sulla fisicità, sempre di meno sui giocatori tecnici, e quando esce un idolo noi ci affezioniamo subito, vedi Kvara, e quando vanno bene le cose noi di collettività stiamo esaltando certe individualità, ci divertiamo tantissimo. Quando poi andiamo a vedere altre partite diventa proprio difficile perché sono quasi inguardabili. Da New York, Valero Frido è tutto, lasciatemi dei like di cortesia perché ci avviciniamo a grandi falcate al ritorno del campionato e questo ci interessa, a noi questo ci interessa, le nazionali veramente poco e nulla. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.